Se riconoscete l'uomo nella fotografia che è stata divulgata, la nostra preghiera è quella di contattarci e spiegarci quello che vi è successo. Il sospetto dei carabinieri è che le vittime siano più di una, modus operandi probabilmente collaudato, target gli anziani. Come l'84enne vittima dell'episodio che ha fatto nascere l'indagine. Mirko Levac, 35enne di Vedelago, si è presentato come un carabiniere in borghese per poi truffare e rapinare un'anziana di Conegliano, strappandole dal polso un Rolex da 10.000 euro per poi ferirla a un braccio. È martedì pomeriggio, quando in via Marco Ra, a Ogliano, l'uomo bussa alla porta di casa della signora Anna, spacciandosi per un agente delle forze dell'ordine. Tutto studiato a tavolino. Prima del suo arrivo, infatti, squilla il telefono di casa della signora Anna, dall'altra parte della cornetta una donna che finge di essere sua nipote. Questa tecnica che viene utilizzata prevede una telefonata all'anziana sul telefono fisso dell'abitazione in cui una persona si spaccia, una donna in questo caso, per la nipote, parlando in dialetto veneto, quindi c'è un approccio immediatamente familiare con la vittima, annunciandole di essere stata coinvolta in un gravissimo sinistro stradale, in ragione del quale, a titolo risarcitorio di presunta cauzione, deve versare gioielli o denaro contante. Dopo la telefonata, l'anziana preoccupata apre immediatamente il cancello al presunto carabiniere. Il malvivente percepisce la perplessità di Anna e allora la afferra bruscamente a un braccio, strappandole l'orologio dal polso per poi correre verso l'auto. Ma ad attenderlo i carabinieri di Castelfranco Veneto, che ormai lo seguivano da giorni. Qualche giorno che lo seguivamo nei suoi spostamenti e, come dicevo, lui si portava nelle vicinanze delle abitazioni parlando al telefono. Questo ci fa presumere che avesse un contatto con qualche complice, ma fortunatamente nei giorni precedenti non è andato a buon fine nessun intendimento delittuoso, ma soltanto nell'episodio di martedì 31 gennaio a Conegliano si è assistito alla materiale perpetrazione di un reato che è poi sfociato in una rapina aggravata con lesioni personali alla vittima. 5 giorni di prognosi per l'84enne per escoriazioni al braccio sinistro. Arrestato invece dai carabinieri di Castelfranco l'incensurato Mirko Levac, ora agli arresti domiciliari, un volto che secondo i militari potrebbe essere riconosciuto da altre vittime.